Si chiamano ricombinanti, il nuovo nome delle recenti varianti del Covid che vedono cioè un mix delle varie forme di Omicron 1 e Omicron 2. Al momento attuale non appare abbiano una diversa capacità di azione rispetto alle varianti precedenti. A fare la differenza tra quelle attualmente in circolazione, la Omicron 2A, presente oramai da oltre un mese, la forma prevalente e maggiormente contagiosa, così dal laboratorio di virologia del Dipartimento di Prevenzione della ULSS 3 Serenissima. Siccome si tratta di far ripartire il mondo e come dire, sfruttare l'abbrivio datoci dai vaccini e da questa tipologia di variante che fa, abbiamo visto, insomma, attacca soprattutto le alte vie respiratorie, quindi permette una possibilità di convivenza, non abbiamo molte alternative. Quindi si tratta di imparare a vivere gestendo bene questa tipologia di infezione. Di seguito alle procedure anti-Covid attualmente in corso nelle scuole con la fine dell'emergenza pandemica. Oggi i ragazzi continuano, anche con casi in classe, continuano ad andare a scuola fino a 4 casi in libertà, dal quinto caso in poi utilizzando l'FP2. Nel monitoraggio di cosa accadrà nel corso di quest'ultimo mese fino al prossimo 1 maggio, torna preponderante il tema della quarta dose. In questo momento l'evidenza della quarta dose fatta in Israele ha dimostrato che rialza il livello anticorpale, ma non sposta in maniera importante gli equilibri su questa variante.